Veneto maglia nera in Italia per la frequenza di incidenti nel settore dell'edilizia. I dati dello Spisal fanno emergere la problematica della sicurezza in regione. Nonostante la diminuzione dei cantieri edili a causa della crisi, rimane alto il numero di infortuni, una percentuale che supera del 6% la media nazionale, e la congiuntura economica negativa non fa altro che peggiorare le cose. In molti casi, per non danneggiare le imprese, per poter continuare a lavorare, gli incidenti non vengono nemmeno denunciati. Abbiamo un 36,8 di infortuni su 1000 addetti, rispetto ai 30 che abbiamo a livello nazionale, quindi abbiamo un dato più negativo. Il Veneto è quindi una regione a rischio, rispetto alla media nazionale. 55 le morti bianche in Veneto da gennaio a novembre 2014, maglia nera le province di Venezia con 12 morti e quella di Treviso con 10. E negli ultimi mesi i soldi spesi per la sicurezza sono diminuiti. Per far fronte a questa carenza, CGIL, CISL e UIL hanno organizzato una task force per controllare la sicurezza nel reparto edile. Si risparmia sulla sicurezza. La nostra iniziativa di oggi, quindi di avviare un controllo sui cantieri, è proprio dovuta a questa: cercare di evitare infortuni che continuano a essere tanti nonostante il calo degli addetti, e noi vogliamo invertire la rotta, quindi vogliamo portare nell'edilizia e nel settore in Veneto la cultura della sicurezza. 200.000 euro in fondi stanziati per tutelare i 15.000 dipendenti delle 6.000 imprese edili venete, tra i funzionari assunti dotati di automezzi per raggiungere i vari cantieri della regione. Si tratta di rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, coadiuvati da altre 7 figure, una per provincia, che si occuperanno del settore industriale e dell'edilizia. Questi 3 operatori non sono dei nuovi ispettori, sono dei soggetti preparati che danno consulenza, che affiancano i lavoratori, che affiancano e che danno consulenza alle imprese per cercare di diminuire sensibilmente quello che è il rischio nei cantieri edili, che è sempre un rischio molto alto.